Mandi a tutti, io mi chiamo William Cisilino e sono il direttore dell'Agenzia Regionale per le Lingue Furlane, che è l'ente della Regione Autonoma Friuli Vignese Giulia che si occupa di promuovere il Furlan. Mi è stato domandato di condividere una riflessione su ciò che è l'identità furlane. Già una prima risposta è proprio la lingua che sto favelando a questo momento, no? Che è la lingua dal Friuli. L'identità di fatto ha tanti musis, qualcuno è anche platate, no? Una è però dalle musis che si vedono e soprattutto si ascoltano ogni dì ai propri che delle lingue e io mi concentrerei naturalmente su questo aspetto di identità furlane. Ben sapendo che non è che la lingua a esaurirsi ad implen l'identità proprio perché l'identità è fatta di 100.000 altri aspetti, però forse che è l'elemento che ci permette di riflettere su ciò che è una qualsiasi identità, proprio perché l'uomo per poter pandi il suo pensiero al scugne passa attraverso di un linguaggio. Chiaramente non esiste nome il linguaggio della parola, anche qui hanno tante forme di linguaggio, però quel della parola è quel che tutti adoperano ogni giorno. Allora, un primo elemento che caratterizza l'identità furlane dal punto di vista linguistico è proprio che dalla pluralità che ha dal suo core la lingua furlane. E proprio perché si chiatinta che il poeschica è la crosiere d'Europa, la crosiere dalle tre grandi famiglie europeane, che latine, che sclave e che germaniche. E il furlan, pur essendo una lingua neolatina per la quale appartiene al principio che è il latino, ha dentro un'evore di elementi, un'evore più elementi rispetto a altre lingue neolatini di divinince slovene e di divinince germaniche. E questo è di sicuro uno dei suoi aspetti più caratterizzanti. Paradossalmente il furlan è anche una delle lingue neolatini più conservativi. Giusto per fare un par di esempi, il furlan al conserve la distinzione che era anche dal latino fra vocali lunghi e curti, no per esempio a disin lat per riferirsi a quel che partagliana nel latte, ma se disin lat, se slungin che ha no, di lat, a disin tutto un'altra roba che vuol dire partaglian andato. E questa è sicuramente una caratteristica interessante che ha mantenuto il furlan. Di altre bande il furlan ha anche mantenuto altre caratteristiche dal latino, come per esempio, non sai, non pardisi ghiaccio, l'italiano ghiaccio, ad esempio glace, no? E a mantenuto il nes GL dal latino che è parlato in sares glacium, no? E dopo sono tantissime altre caratteristiche che appena a fuarti il furlan al latino e come che ricordavi all'inizio sono tanti elementi anche che all'upen alle lingue appunto che si favelin dall'intorno. Un altro aspetto dal furlan che per solita si rimarca che tutti annotino è anche la sua grande concretezza. È difficile per furlan fare un discorso così masse arzigogolato, no? Perché non staresse in pis con ciò che è un po' la filosofia e il modo di pensare dei furlans. Chi sta podendo dire la lingua appunto un modo di pensare, un evore concreto e un evore lontano di ampolosità e di maniere di intendere la lingua e pertanto la realtà che a Cirin di camuffare. Il furlan la voi di là da orman tal cur dalle questioni e la lingua chi sta ruppante in maniera a disares
eccezionale. Un altro aspetto è che il furlan è una lingua che, a differenza dall'italiano, è stata e è una lingua di popolo, no? L'italiano è diventato nome dagli ultimi anni una lingua di popolo, dagli ultimi 50 anni, no? Dico anche sono dovuta arrivare la televisione che ha anche permesso di in qualche maniera standardizzare la lingua italiana che prima aveva tanti regionalismi anche, no? Invece il furlan è nasciuto e continua a essere una lingua di popolo e al contrario dall'italiano ha avuto in maniera successiva un lavoro che è stato fatto su la lingua letteraria, sulla lingua standard, sulla grafia, su che aspetti. Non così tardi come si pensa, perché il furlan, i scrittori furlan già attaccando al 600 attaccato proprio avere un modello letterario di riferimento che è il di Hermes di Coloret, che dopo l'estate sviluppata anche di Zorù, della Percude, di Marchette e di tanti altri. Però a differenza dall'italiano che è stato prima una lingua letteraria e dopo dagli ultimissimi anni è diventata una lingua di popolo, il furlan è nasciuto come lingua di popolo e anche mo in DDUE lui è pur vinto anche le caratteristiche di lingue letterarie e duce che sta dall'intorno a chi sta spiegando proprio perché anche la società moderna a domande che anche tu has di fare al che al va a tutta la popolazione tu has di avere una lingua di riferimento e la lingua di riferimento fra l'altro ha permesso di mantenere il furlan al contrario di ciò che si dice proprio perché se tu hai come riferimento una lingua letteraria tu puoi anche dopo fare entrare le varianti che sono le nuove parole, i news mus di dire, i news mus di pensare. E questo è un po' il lavoro anche che fa l'Arlef e che cerca di partire in avanti, insomma, di Heinz, proprio per fare in maniera che la nostra lingua, oltre che lingue di popolo, la lingua anche dal cuore di tante persone di questa regione, può essere anche una lingua che arriva a tenere bot alle sfide della modernità. Ossia dire che il furlan è sì una lingua minoritaria, una delle passe 50 lingue minoritarie che vengono favelate in Europa di svariati milioni di cittadini europei, ma è anche mo la lingua di maggioranza di queste nostre regioni, perché la faveling in regione ha 600.000 persone. Nota gli ultimi anni abbiamo anche realizzato delle ricerche sociolinguistiche per vedere qualche è un po' che stato di salute dalla lingua. Sicuramente rispetto a una lingua di maggioranza, una lingua che ha una grande potenza di fu come l'italiano, come che altre lingue di Stato, il furlan di sicuro ha più problemi alla in davanti. Però una roba interessante che abbiamo notato negli ultimi anni è che è una grande ripresa dall'uso della lingua di bande dei giovani, se chi non fa ben pensare, soprattutto perché alle nome se sarà una lingua favelata dei frussi e dei giovani, che il furlan al poter tenere teste alla modernità e poter declinare ulteriormente che è l'identità furlane sotto dal profilo linguistico.